Aveva 12 anni quando per la prima volta entrava in quel ristorante, Le Beccherie, che poi per decenni lo ha visto cerimoniere, geniale e appassionato. Correva l'anno 1939 quando il padre Carlo gli insegnò il mestiere. Da allora Ado Campeola è stato testimone di una città in continuo cambiamento, rimanendo però sempre fedele a se stesso, ai suoi valori in cucina come nella vita. La Treviso della guerra, della ricostruzione, di signore e signori, del boom economico. È qui, alla fine degli anni 60, che nasce la ricetta unica e inimitabile del tiramisù, il dolce al cucchiaio più famoso al mondo. Artefice la moglie Alba con Roberto Loli Linguanotto. L'unica pecca forse non averla brevettata, ma la storia ha poi dato loro ragione consegnandoli nel pantheon della ristorazione mondiale. Il caffè deve essere caldo e il savoiardo deve essere girato nella parte giù, cioè con la glassa verso il giù. Non solo tiramisù, le beccherie hanno raggiunto migliaia di palati con il carrello dei bolliti, la sopa coada, simbolo della trevigianità migliore, ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, fatta di accoglienza e qualità e di quel sorriso garbato che sul suo volto non mancava mai, tanti ricordi di un'intera comunità fatti di pranzi di famiglia e feste comandate. Noi ci ricordiamo queste cose veramente con una grande morsa nel cuore, perché capisci che è una Treviso che se ne sta andando. Io sono sicuro che i figli, i genitori, appunto quei nuovi ristoratori li stanno prendendo in mano e stanno tornando a quella condizione. Non era importante all'epoca avere la stella, perché Ecco. per noi quelli erano già una stella, perché rappresentavano la storia del cibo della nostra città. In tanti in queste ore si stanno stringendo attorno alla moglie Alba, ai figli Carlo e Marina. Ado Campeola avrebbe compiuto 94 anni a dicembre. La città si prepara a dirgli addio martedì 2 novembre alle 15 al Duomo di Treviso.